Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Quasi il 90% degli italiani, compresa me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Tania Cagnotto e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Buongiorno a tutti, sono Quintavalle Tommasi, istruttore WISP. Vi do il buongiorno e benvenuti ad una nuova lezione del progetto La Salute di Casa, progetto della WISP per il quartier San Paolo. Iniziamo anche oggi con i nostri utenti dal vivo, con un bel riscaldamento partendo in piedi, cercando una bella posizione stabile e iniziando a scaldare la parte superiore del corpo e quindi i movimenti del collo. Primo esercizio, volgeremo lo sguardo e gireremo la testa prima da un lato e poi, sempre mantenendo le spalle rilassate e frontali, andremo a guardare dall'altro lato. Continuiamo questo movimento lentamente, così da evitare fastidi. Quasi il 90% degli italiani, compreso me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Prendiamoci cura di noi stessi, vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Alessandro Gasman e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria.
Quasi il 90% degli italiani, me compreso, ha ricevuto il vaccino. Per il bene mio e di tutti. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Buonasera e bentrovati a questa puntata di Valdo TV 361. Stasera parleremo di una malattia rara, ma soprattutto entreremo in quei cosmi un po' caotici di quelle famiglie che da un giorno all'altro si trovano a conviverci. Ma prima di tutto, sigla. Di nuovo bentrovati. Una rarità è preziosa, unica, speciale. Una rarità però è anche sconvolgente, scombina i piani che uno si è prefissato e soprattutto ci mette a disagio, non siamo pronti ad accoglierla. Oggi parliamo di una famiglia che una rarità l'ha ricevuta nella propria casa e si chiama Linda. Linda ha la sindrome di Rubinstein-Taybi, che è una rara sindrome genetica, poteva succedere in un caso su 125.000 e è bastata una piccola mutazione sul DNA, un piccolo errore, sul cromosoma 16, una microdelezione. E questa mutazione è una mutazione sporadica e questo significa che i suoi genitori non ce l'avevano e nemmeno suo fratello maggiore. I bambini con la sindrome di Rubinstein-Taybi hanno delle caratteristiche particolari, una facies caratteristica, cioè un viso con delle particolari fisionomie, hanno gli alluci e i pollici larghi e di solito sono di bassa statura. Hanno purtroppo, come capita in varie sindrome genetiche, dei difetti cardiaci che possono essere come un difetto interatriale o interventricolare. Possono avere un ritardo della crescita postnatale e con difficoltà ad alimentarsi e a deglutire. E inoltre spesso hanno una disabilità cognitiva e che può essere di gravità medio-severa, con dei disturbi comportamentali che possono essere di tipo ossessivo-compulsivo. Ma dopo aver fatto questa infarinatura di carattere prettamente medico e scientifico, vogliamo andare oltre a ciò che è scritto sul DNA e a ciò che è scritto sui libri di medicina e quindi andare dalle persone. E infatti vogliamo dare il benvenuto al nostro ospite che è Denis Damin, benvenuto, lui è il papà di Linda. Buonasera a te. Ciao Denis. Ciao. Raro